Presidente, oggi un gesto concreto da parte della comunità di Volpago che con la tradotta in rosa ha voluto consegnare il ricavato di questa manifestazione per l'acquisto di un mezzo utile alla Lilt. È molto utile perché il servizio di trasporto dei pazienti oncologici che viene effettuato dalla Lilt è un servizio molto prezioso ed apprezzato dai pazienti. Noi portiamo ogni anno centinaia di pazienti ai luoghi di cura e quindi è fondamentale avere dei mezzi sicuri perché compiono tanti chilometri e quindi c'è un rinnovamento continuo di questi automezzi. E quindi siamo particolarmente grati agli organizzatori della Tradotta in Rosa, al Comune di Volpago, per averci donato questa nuova autovettura che andrà a sostituire dei mezzi più vecchi nella delegazione di Montebelluna. Ecco, è un'occasione anche per ribadire l'importanza della prevenzione, se ne è discusso molto nelle ultime settimane. Beh, siamo nel mese di ottobre, quindi è il mese della campagna Nastro Rosa che la Lilt organizza e quindi tutte le nostre 6 delegazioni sono mobilitate con decine di eventi proprio per tenere aperto questo riflettore rosa sul problema del carcinoma mammario, che è il carcinoma più frequente tra le donne, un terzo dei tumori femminili sono tumori della mammella e quindi è fondamentale che tutte le donne capiscono l'importanza della prevenzione per cercare di non ammalare o di avere una prognosi migliore arrivando con una diagnosi precoce.